questo capitano. E si vede a questa Maria gli aveva promesso di sposarsi e tutto. E la Maria proprio si sapeva che c'era un contatto molto intimo e tutto. Cioè era l'amante, insomma, di questo... Sì, ma a quel tempo là questa parola non si poteva dire, dopo bisognava stare zitti, la signora qui, la signorina di là. Non c'era anche chi si è trovato delle morose, perché non solo io ma anche altri. Tanto nel campo c'era una disciplina che bisognava stare ognuno al suo posto. Se poi la sera in libera uscita andava a trovare, gli erano affari suoi, si facevano tutto. Ed era una cosa più coperta, non come adesso che è tutto permesso, è tutto libero e nessuno fa niente. Oh, vabbè. Onore a questa Maria, se si potesse sarei contentissimo. Perché è stata lei, visto il suo rapporto anche personale che aveva col comandante. Il modo di pensare è tutto, ma anche di mia moglie. Una cosa, non cerco pubblicità, solo per questa donna che sì, hai fatto un bel lavoro, senza guardare che ne cosa e come, che la gente si dimentica di tante robe, e invece non dovrebbe dimenticarsi quelle cose. Arriviamo a questi fatidici ultimi giorni. Arriviamo agli ultimi giorni. Negli ultimi giorni sappiamo che c'è gente che porta via roba, andiamo a vedere. Ormai siamo in aprile, diciamo, del 45. Sì. Andiamo a vedere io e Battista e vediamo un fusto da 200 litri e tutto, levo il tappo e sembra che sia olio buono. Rimetto il tappo, lo portiamo via, mi metto a rotolarlo. Mentre lo rotolavo, passando dietro la casa della Iole, e poi c'era questa piccola montagnola e tutto, in quel punto là principiò a saltare le mine in aeroporto, buche così saltavano, boom, boom, perché lo voleva distruggere tutto, il comandante voleva distruggere l'aeroporto che non atterrasse aerei. Insomma, la prassi normale, se uno si ritira, però doveva far saltare anche le caserme. E allora c'era una famiglia di Pavan, di San Vitale, c'era con la carretta che aveva fatto il giro dal Gambero, che c'era la strada perché l'aeroporto gli era più corto, era arrivato alla Mulini e caricava tutto questo nitrato che l'ha portato via. Era nitrato d'ammonio? Una trentina di quintali l'ha portato via. La carretta è tirata da 2 vacche, gli era piena. Era in sacchi, in scatole? Sacchi, come andare a comprare al consorzio adesso, proprio sacchi. Nitrato d'ammonio mischiando con altre robe per far saltare l'aeroporto. A Maria intervenne in quel caso lì. Gli disse, ma ci tu matto a far saltare le caserme e tutto. E lì discussero fra loro una cosa e l'altra e lo convinse a lasciare stare le cose come erano. Nel mentre che ero in casa, gli ero proprio in casa della Iole io, arrivò quello delle spazzole, Kruk. Arrivò quello un po' imbenzinato e tutto, basta. Aveva bevuto allora, dice? Sì. Un po'. Parecchio? Oh, basta, tirò via tutti i pantaloni, non gli usciva gli stivali, una tiraglia gli stivali e tutto si cambiò e via anche lui. Era di sera, di giorno? Di giorno, sarà stato le 4, 3 e mezzo, le 4 così. E
I partigiani non vennero subito, perché non trovino scuse e via di seguito. La Maria andò avanti con le trattative, andò a chiamare il prete, che era tagliato la corda anche lui da Sant'Angelo. Aveva tagliato la corda anche il prete? Eh sì, il prete non era più a Sant'Angelo, gli era a San Giuseppe. Sì o no? Chi l'ha detto questo? No, domando. Come fa a saperlo? Dico, e quei giorni là le voci Si sapeva, insomma. passavano. E allora quel prete là, era dritto quel prete là. Don Giovanni Favaretto era. Non so come Sì, si chiama il Parlo di prete Sant'Angelo. di Sant'Angelo, gli era un drittone, e riuscì a convincerlo È stato chiamato dalla Maria questo dalla don. Maria e tutto. Ecco perché è venuto il discorso all'aeroporto di Sant'Angelo. Ecco che ancora i giornalisti, novelli e tutto continuano a dire aeroporto di Sant'Angelo quando non ci incassa niente. E questa Maria sta zitta, la gente sta zitta, ossia la gente sapeva, piano piano parte se ne sono andati, sono morti, qualche altro se ne andrà, va nel dimenticatoio, mentre la persona che ha contribuito a salvare Canizzano. Se saltava per aria l'aeroporto, era il paese di Canizzano che saltava soprattutto. Appunto, non solo, anche sulla strada qua, perché sulla l'aeroporto fatale. saltava tutto. I danni erano enormi per Canizzano. Il prete di Canizzano gli era vecchio, Don Meneghini gli era molto vecchio. Aveva lui, io ho letto una volta un resoconto che aveva fatto, Don Meneghini scriveva tutto giorno per giorno quello che succedeva, ma non aveva la forza di mettersi a trattare con... Dove l'ha letto questo resoconto? Nell'archivio qui, se c'è ancora, perché è venuto un prete, ha distrutto tutto. Don Meneghini scriveva tutto, il giorno, l'ora, il mitragliamento, ho scritto tutto. Ho potuto dare un'occhiata a questa roba, me l'ha fatta vedere Bonora. Interessante. Però lui oltre a scrivere non faceva insomma questo parroco Meneghini. Don Meneghini ha scritto... E mi dica come era organizzato allora per distruggere l'aeroporto, come avevano fatto tecnicamente, diciamo, il comando tedesco, come aveva preparato la distruzione dell'aeroporto? In aeroporto le buche, perché l'aeroporto era a Prato, non era la pista in cemento. Allora, non c'era neanche una pista in cemento? No. Ah no? Com'era la pista allora? A Prato. Aveva un sottofondo in ghiaia allora? Sì, era stato fatto un sottofondo di ghiaia e basta, insomma, tutti gli aeroporti erano a Prato. E quindi anche qui a Canizzano era Anche un prato? qui a Canizzano era a Prato. Tecnicamente allora cosa avevano preparato per far saltare? Buche sotterravano tipo padelle, tipo mine anticarro, tutte queste affari qua, erano barattoli, bastava interrarli e di seguito. Quando profondi? 30-40 cm. Principiavano a saltare già subito dietro la casa dell'Aiole. Tant'è vero, quando è arrivato gli aerei hanno messo subito, loro avevano delle lamiere forate che le agganciavano così e tutto, poi l'hanno sminato, ma c'era già parecchie mine disseminate. Quando sono arrivati quelli inglesi alleati, diciamo. Gli altri. No, non si sono fidati del terreno e via di seguito, perché un po' gli era smosso da queste poche mine che era saltato e un po'... Ma ieri aveva detto che aveva proprio sentito... No, non so, io ho visto solo quando si portava via questo fusto di olio e che saltava proprio queste mine, boom, boom, faceva buchi così. E chi le faceva saltare? Comando elettrico
da, da Palestina Comando è una cosa semplicissima. E da lì siamo andati negli hangar e gli hangar avevano già tirato su le cisterne e tutto e via di seguito. Le cisterne erano piene di carburante? No, le avevano già vuotate tutto. Ah, e perché ha detto che era un attimo farle saltare allora? E il gas che rimane dentro, fatto un fiammifero, è un macello. Anche senza il famoso nitrato d'ammonio? Ma scherziamo. E ci vuole anni perché va di via. È successo in officina, uno faceva una saldatura ed era montato su un fusto che c'era stato per la verniciatura, il nitro e via di seguito, ma era vecchio, era anni che girava per l'officina. È andato una goccia di ferro dentro il fusto e saltato in aria. Ma questo qui nel campo? No, in officina, dopo finito la guerra. Sì. Per dirle che il gas rimane sempre dentro. Basta un niente che salta per aria tutto. E voi siete entrati, avete preso questo fusto e avete già c'erano già queste mine che saltavano per aria? Sì. E ci fermammo a una casa colonica che era la prima ma alla fine del campo, proprio la prima. Non so come si chiamava quell'uomo, so che siccome è venuta allo sposalizio questa ragazza, che era la figlia di questi proprietari del terreno, si chiamava Ottorina Oca, lo chiamavano Oco, ma egli era un soprannome e tutto. Ci fermammo lì, gli si dette un po' di olio anche a lui, facevano il sapone, perché era il problema anche dei saponi e via di seguito, lo facevano col grasso, insomma col grasso di maiale, e la gente si dava da fare allora. Insomma, tutti qua nel paese si davano un po' da fare. Tutti si davano. Con l'aeroporto dava un po' da mangiare a tutti. L'aeroporto di traffico. Chi era vicino, coperte, lenzuola, chi era vicino ha arraffato.